Tragedia sul lavoro la notte scorsa nei pressi dello svincolo autostradale di Vicenza Nord della A31 a Bolzano Vicentino. Un operaio di 53 anni impegnato con i colleghi nei lavori stradali lungo la regionale 53 è stato investito ed ucciso da un'auto condotta da un ubriaco che ha invaso il cantiere. Per Walter Giurato, padovano di Legnaro, residente a Piove di Sacco, non c'è stato scampo. L'uomo, centrato in pieno dalla vettura, è stato sbalzato ad una trentina di metri dal punto d'impatto ed è deceduto sul colpo per arresto cardiocircolatorio e trauma cranico. Inutili tentativi per rianimare l'uomo da parte dei sanitari del SUEM allertati dai colleghi di lavoro. Sul posto anche i carabinieri di Thiene, che hanno sottoposto il conducente della vettura, una Ford Fiesta, ai primi accertamenti tossicologici. Alla guida dell'auto un uomo di 36 anni che all'alcol test è risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre 1,50, 3 volte superiore a quello ammesso per legge. Immediato è scattato l'arresto per il reato di omicidio stradale. Il PM di Vicenza ha concesso gli arresti domiciliari. Telefono cellulare e autovettura sono stati sequestrati. Ad integrare le indagini il personale dello Spisal di Vicenza e i carabinieri del NOR per verificare i requisiti di sicurezza del cantiere.